Il tema delle migrazioni apre molteplici aspetti, ma conduce ad un'unica conclusione. A tratteggiarla padre Mauro Armanino, che nella sua lunga esperienza missionaria ha incontrato pensieri opposti. Da un lato chi pensa sia meglio essere prigionieri in Europa che liberi in Africa, dall'altro invece chi ritiene che il paradiso sia a casa propria. Abbiamo i due estremi che ci ricordano una cosa semplice, che chi vi parla e che lavora da 11 anni a Niamey con i migranti ha imparato che ogni persona è la sua migrazione. L'analisi, condotta insieme a Duccio Facchini, giornalista e autore del libro Respinti, ha offerto numeri e approfondimenti sul fenomeno a partire dall'esperienza di frontiera, dove non si esita a parlare di vera e propria strategia. Una strategia precisa, voluta, studiata e per questo implementata, tra l'altro con cospicui finanziamenti europei e nazionali, una strategia che in questi anni ha previsto il respingimento e prima ancora l'esternalizzazione delle frontiere, e padre Mauro a Niamey sa che cosa vuol dire e sa quanto lontano si può spingere la strategia di esternalizzazione delle frontiere, e poi anche l'ipotesi del confinamento delle persone. Il tema ha aperto ad una riflessione anche sull'accoglienza, che ha toccato in maniera sensibile l'Europa con l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Anche in questo caso però ad un atteggiamento di apertura decisamente più significativo non è corrisposta un'adeguata soluzione. Quante richieste di attivazione di posti sono arrivate in Italia all'aprile di quest'anno? 20.000. Come è andata a finire? All'8 settembre, tramite Schiavone di ASGI, abbiamo ricostruito un po' i dati. Quanti posti secondo voi sono stati attivati di quegli oltre 20.000? Se c'è qualcuno che lo sa? Meno di 300.